Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Turno infrasettimanale per la 25esima giornata della Serie B-Win. Al San Nicola si sfidano Bari e Padova. La squadra di Torrente a 35 punti in classifica arriva dalla vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Albino Leffe, 44 i punti invece per la squadra di Dalcanto dopo l'1-0 nel derby veneto contro il Cittadella. Parte forte però il Bari, calcio d'angolo in favore dei Galletti Forestieri, spara alto sopra la traversa, occasione per il Bari con Forestieri. Rivediamo il destro di prima intenzione che va a sbattere sulla schiena di Schiavi. Pericolo però ancora per il Padova con Stojan che al settimo trova il gol del vantaggio per il Bari. Deviazione decisiva da parte di Trevor Trevisan, che all'andata proprio contro il Bari fu decisivo, invece in positivo per il Padova, che vinse 1-0 proprio con il gol del numero 6 Patavino, che qui invece devia il pallone alle spalle del proprio portiere Pellizzoli, che era fuori dai pali e non arriva su questo destro. Attenzione però ancora il Bari che non molla, palla dentro Stojan, ancora con il sinistro, questa volta però non trova la porta, difesa da Pellizzoli. Cutolo va con il mancino su punizione, il primo tentativo per il Padova, che poi subisce ancora l'iniziativa del Bari. Caputo gira in porta, c'è la parata da parte di Pellizzoli, un'altra intuizione però geniale da parte del numero 10 del Bari Forestieri, che vede l'intuizione, soprattutto vede l'inserimento di Caputo in mezzo all'area. Attenzione però alla Padova con Lazarevic in posizione regolare, la sponda per Hallenius, c'è il gol dell'1-1, 39 minuti di gioco e lo svedese al suo secondo gol stagionale pareggia i conti per il Padova. Rivediamo il sinistro preciso da parte del numero 9 Patavino. Hallenius pareggia 1-1. Inizia la ripresa ed è ancora il Bari a farsi sotto con questo tentativo da fuori, la parata da parte di Pellizzoli, arriva il tap-in di Caputo, braccio alzato però per Calvarese di Teramo, l'arbitro della sfida, che segnala il fuorigioco netto in questo caso da parte di Caputo. Non serve a niente il suo tap-in. Bari però che non molla, allora la palla dentro è di Forestieri che arriva sui piedi di Caputo, 1 contro 1 di Caputo, il suo sinistro che vale il gol del 2-1 al 10° minuto della ripresa. È Caputo a segnare il gol del vantaggio del Bari. Rivediamo ancora una volta in area di rigore Caputo con Italiano e Trevisan che non lo tengono, palla sotto la traversa, nulla da fare per Pellizzoli, ancora Stojan per Caputo, il suo sinistro vale il 3-1 per il Bari in 3 minuti. Caputo stende il Padova con una doppietta bellissima, tutte e due le volte con il mancino sotto la traversa prima e poi sul secondo palo. Questo gol bellissimo non lo tiene Schiavi e ancora una volta è protagonista Caputo con il 3-1 in favore del Bari. Non molla però il Padova, ancora Hallenius, il migliore della squadra di Dalcanto, trova una deviazione sul suo sinistro di prima intenzione. Calcio d'angolo in favore del Padova che arriva in questo momento Bentivoglio dalla bandierina, il colpo di testa da parte di Schiavi e la parata di Lamanna, altro corner. Un assedio quello del Padova che lascia ovviamente degli spazi in avanti, allora ancora Caputo, questa volta non trova il tempo per battere a rete. Bravo anche ad arginare la corsa di Caputo Renzetti. E allora Bari vicino al 4-1, vicino anche alla tripletta Caputo. Hallenius fa tutto da solo nel finale, trova l'incrocio dei pali, nulla da fare per lo svedese, nulla da fare per il Padova. Vince il Bari 3-1 che va a quota 38 punti e si insedia in maniera prepotente nella zona playoff. Padova che invece rimane a 44.